Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ricordo che il più professionisti e imprenditori uniti risponde al telefono allo 02 66 20 22 37, il nostro fax è 02 66 20 28 25 e la nostra mail è info@piuservizi.org. Il nostro sito è www.piuservizi.org. Detto questo, oggi abbiamo dato spazio giustamente ad eventi molto più importanti. Mi permetto semplicemente adesso di introdurre il discorso che oggi che è alla portata, è in discussione in questi giorni, ma da più giorni per dire il vero. La cosa è, quindi parliamo sempre del lavoro. Io come consulente del lavoro mi permetto di dare alcuni suggerimenti, alcune cose, di dire alcune cose poi potranno essere condivise, non condivise. Non abbiamo molto tempo per fare il dibattito oggi perché i tempi sono abbastanza ristretti, ho solo un quarto d'ora. Volevo dire alcune cose sono una ripetizione delle puntate precedenti. Allora, credo che un primo dato, io credo che bisogna smetterla da parte di tutti di continuare a ragionare semplicemente o in funzione di una prerogativa politica, così quasi a essere l'untura del Signore, come solo coloro che hanno le certezze, perché poi si parla molto ma non si razzola poi male. E così dico anche al sindacato che necessita ritornare allo spirito degli anni 70, dopo il 69, in poche parole, dove si ritorna a fare contrattazione, ma contrattazione non su basi politiche e su questioni di principio politiche, ma su fatti concreti, perché qui io vedo ogni giorno che tutti si riempiono la bocca di dati, ma alla fine non si porta a casa nulla. Ne ho dette tante, ma ne ho prese tante, e chi paga poi è il lavoratore. Ecco, ricordo che la nostra società in termini di lavoro è rappresentata da miriadi di piccole aziende, le quali rappresentano il 95% delle forze lavoro delle aziende italiane, e solamente il 5% sono aziende grandi, medie e grandi aziende. Tant'è vero che il 95% di queste aziende hanno una media di dipendenti di 3 dipendenti, sapendo che poi ci sono 5 milioni di lavoratori autonomi che lavorano individualmente. Quindi capite come, se noi ragioniamo solo in funzione della grande azienda, perché qui quello che sto vedendo sulle problematiche dell'apprendistato, sulle problematiche dei contratti a termine, si continua a ragionare pensando semplicemente che tutte sono aziende medio-grandi, e che invece qui il problema grosso è delle piccolissime aziende che drammaticamente ogni giorno chiudono, tirano giù i battenti e si ricomincia da capo. Quindi la perdita in termini di ricchezza continua a diminuire. Allora, è necessario, una volta per tutte, smetterla di continuare a mettere pezzi ai problemi, ma di affrontare in modo strutturale le riforme, e quindi fare riforme complete. E parlando proprio quando parliamo di lavoro, dobbiamo praticamente avere il coraggio di mettere mani alla questione, e quindi non solamente parlare di contratti a termine o apprendistato. Dico solo una battuta: le leggi sull'apprendistato negli ultimi 3 anni sono state almeno modificate 4 o 5 volte, e qui siamo per l'ennesima volta a rimodificare un'altra volta. Quindi non è che con le normative o la modifica delle normative tu realizzi occupazione. Idem vale per i contratti a termine. Allora, però la questione non è di principio, è una questione di realtà. Vediamo un po' allora che cosa occorre per creare il lavoro, perché questo è il problema.
prioritario nel nostro paese. Bisogna cominciare a ragionare e dire cosa bisogna fare per creare il lavoro. E allora bisogna che a livello centrale si definiscono le politiche industriali, ossia bisogna decidere, perché qui c'è una strana sensazione, si pensa in questo paese che ci sia qualcuno che arriverà e che troverà le soluzioni. Molti pensano che sia l'Europa che può risolverci i problemi. Allora, una volta per tutte capiamo che i problemi li possiamo risolvere noi, solo noi, e con il confronto fra le varie parti sociali e fra anche sostenendo e avendo a mente dei problemi dei cittadini. Allora, i posti di lavoro si creano prima con delle politiche industriali che diano certezza e che stimolino nuova imprenditoria, che quindi poi ci vuole un sostegno alle imprese che vogliono fare attività, vogliono fare industria, vogliono fare artigianato, vogliono ricreare posti di lavoro. Occorre modificare gli strumenti, quindi il costo del lavoro, perché fare attività industriale non basta saper dire io voglio fare questa cosa, ma avere poi la possibilità di poterla realizzare. Allora, da un lato necessitano il sostegno alle imprese in termini finanziari, quindi il mondo della finanza deve sostenere chi ha progetti e progettualità industriale. Secondo, un discorso che il costo del lavoro non costi in modo esagerato. Io ripeto sempre e ricordo sempre che in Italia siamo fra i paesi a livello europeo tra i più bassi come salario percepito e speso dai lavoratori, e siamo il paese che ha il costo del lavoro tra i più alti a livello europeo. Quindi, perché torno sempre a dire, fatto 100 l'imponibile lordo, il lavoratore quando va bene prende dal 70% in giù. Per quanto riguarda il costo del lavoro siamo dal 170 in su. Alla fine, se fai il confronto fra salario netto percepito e costo dell'impresa, siamo a 220. Capite come queste premesse a chi ce lo fa fare il rischio imprenditoriale, ossia come produzione nuova. Perché c'è anche il problema, qualcuno mi dice ma noi abbiamo fatto la legge che come si chiama, per i nuovi lavoratori che fino a 30.000 euro pagano solamente il 5% onnicomprensivo per fare il regime dei minimi, quindi tassazione al regime dei minimi per le nuove imprese, per i giovani fino a 35 anni. E quindi qualche incentivo è stato fatto, ma è stato fatto anche qui in una maniera enorme. Voglio solamente ricordare che per esempio a livello europeo il limite non è 30.000 euro ma è 60.000 euro, perché con 30.000 euro c'è il rischio, come si chiama, che tu se non lo modifichi nel tempo rischi di disincentivare poi uno che inizia e gli va bene, ma poi dopodiché non ha vantaggio a aumentare, perché come se supera i 30.000 ritorna nel regime normale con i costi che ci sono. E quindi questo è un altro punto che quando dico in un contesto complessivo è chiaro che se io vedo il discorso solamente a sé stante ho fatto qualche cosa di positivo, però rimane che nel tempo si riduce e se non addirittura sparisce. Il problema, poi dobbiamo anche discutere come si affronta il problema occupazionale. E allora su questo terreno voglio parlare un attimo dell'apprendistato. Allora, noi abbiamo una normativa dell'apprendistato dove anche qui facciamo grandi mistificazioni e raccontiamo un sacco di bugie, perché l'apprendistato, la parola vuol dire apprendere un lavoro. Allora ha senso un apprendistato ed va migliorato sotto questo aspetto per i giovani che per la prima volta accedono al mondo del lavoro, ma l'apprendista che ha 24 anni fino a 29 anni ha poco di apprendista, perché il giorno in cui questi vengono assunti come apprendisti non è che hanno il tutor che gli insegna il lavoro, ma l'azienda stessa gli chiede la produzione immediatamente. Quindi voglio dire, questo tipo di apprendistato non avrà mai, perché poi quando fanno i controlli ti fottono, perché non è modificando la formazione che tu risolvi il problema. Allora bisogna stabilire che l'apprendistato va fatto un diverso collegamento fra
il mondo del lavoro e la scuola. Si vada a vedere cosa succede per esempio in Svizzera, come è strutturato l'apprendistato vero, e quindi si tratta di copiare le cose che funzionano sul mercato, perché apprendere un mestiere non è cosa che si fa in un giorno o due, ma che occorre da un lato vederne sia l'insegnamento vero, oggettivo, sia l'apprendimento, sia poi anche la remunerazione per quanto è questo tipo di corso, perché non è che la formazione dell'apprendistato troppe volte è semplicemente per dare del lavoro, se vogliamo, e quindi della remunerazione alle varie società di formazione. Ma la formazione che viene data è molto discutibile. Per non parlare poi, torno a ripetere, per quella fascia di lavoratori che invece dovrebbero essere assunti con condizioni diverse. Il famoso contratto a costi crescenti. Perché le piccole imprese o l'impresa, cos'è che ti dicono? Io sono anche disponibile. E qui tocchiamo anche il problema dei contratti a termine. Dopo una crisi che ci ha fatto diminuire i consumi, che ci hanno fatto diminuire gli ordini, che non fanno più a fare magazzino o tenere merce in casa che non serve a nulla, occorre a questo punto rimettere in moto questo tipo di rischio. E allora l'imprenditore ti dice: io mi arriva un ordine, con che certezza avrò di assumere uno per tempo illimitato? E tenta di fare contratti a tempo determinato anche di breve durata, perché ci sono due modi: la piccola azienda vive purtroppo senza programmazione e vive molto la giornata, quindi non è in grado di dare certezze di occupazione a lungo termine. C'è la grande impresa invece che può programmare, o la media azienda che può programmare meglio, ma che ha timore di portarsi in casa persone che poi dopo, come si chiama, non sono adeguate, diciamo, usiamo questo termine, adeguato alle esigenze della singola azienda. E se lo assumo a tempo indeterminato, di fatto ho sposato senza possibilità di fare mai il divorzio con gli stessi. E quindi c'è tutta una rigidità. Ma dico ancora di più: un'azienda preferisce, una media azienda preferisce fare dello straordinario perché gli costa meno che non assumere nuovo personale. Qualcuno mi dice: ma che cavolo dici? Perché guarda che lo straordinario è pagato con le maggiorazioni. Bene, io faccio solamente un esempio semplicissimo. Lo straordinario costa all'azienda il 25% in più, con lavoratori che lei conosce perfettamente, che sono gente che è disponibile a dare il massimo di se stessi, perché chi fa gli straordinari molte volte anche perché è disponibile, o perché ha problemi a casa, ma anche perché è disponibile a dare di più alla propria azienda. Se io assumo una persona nuova, mi viene a costare un 8% per il TFR, perché lo straordinario non matura sul TFR, ma per un nuovo assunto invece l'orario normale viene, quindi c'è un 8% del TFR, un 8% per la tredicesima, un 8% per le ferie. Se hai la mensilità aggiuntiva è un altro 8%, 8 per 4 fa 32, contro il 25% dello straordinario. Questo per farvi capire che un'azienda preferisce lavorare sulla certezza, quindi utilizzare le risorse all'interno dell'azienda facendoli fare straordinari pagando il 25% in più, che non assumere una persona nuova che non sa che tipo di rendimento gli possa garantire, che tipo di produttività è in grado di realizzare, e comunque ha un costo di partenza immediatamente del 32% contro il 25% dello straordinario. E questo per far capire ai politici le cose come stanno, perché tutti si aprono la bocca ma poi non fanno mai ragionamenti concreti e fare. Allora, Ragioniere, sì? siamo purtroppo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Ho quasi finito, proprio 2 minuti. E quindi io reputo che affrontare questi due problemi, se bisogna mettere delle pezze, mettiamole in via transitoria, ma la questione, ultima cosa sui contratti a termine, non è il problema se, come si chiama, i 36 mesi facciamo 5, 8, 6,
come si chiama, rinnovi. Il vero problema è come incentiviamo le aziende a passare un lavoratore da tempo determinato a tempo indeterminato. Così come avviene per l'apprendistato, che dopo, una volta che uno è assunto a tempo indeterminato, ha ancora per un anno gli sgravi contributivi, quindi non paga contributi. O noi riusciamo a capire che bisogna incentivare il termine del contratto a termine, scusate i termini, o altrimenti, come si chiama, anche il contratto a termine rischia di essere solamente un contratto che serve per risolvere dei problemi momentanei, ma non è un modo di lavorare che produce un futuro. Può produrre un futuro se noi lo accompagniamo e obblighiamo le parti a dire ho convenienza a passare dal contratto a termine al contratto a tempo indeterminato. Padania libera. Avete ascoltato Spazio Più. L'Istituto Nazionale